io mi chiamo Liena Lapon, ho 52 anni e vivo in questo paesino dalla nascita, è un paese splendido che è Genson di Piave, pochissimi abitanti ma tutti quanti persone meravigliose. Siamo un gran condominio. Con mia figlia Anna abbiamo deciso quest'anno, abbiamo aperto a febbraio, questo piccolo alimentari. Il Casoin l'abbiamo chiamato perché ci sembrava di tornare un po' alle origini dei piccoli negozietti di alimentari di una volta. Allora l'anno scorso abbiamo pensato, io e mia figlia, di rilevare questo ambiente. Sono Anna Fontuz, ho 21 anni e sono la titolare del Casoin. Insieme a mia mamma abbiamo deciso di metterci in gioco, di puntare tutto su noi stesse e soprattutto anche sul nostro territorio. Io sono diplomata in scienze agrarie e quindi per questo motivo ho sempre cercato di avere prodotti che valorizzino appunto il territorio. Genson è famosa per i vini. Soprattutto c'è un vino molto particolare, molto antico, che è stato ritrovato proprio qui a Genson, che è il Grappariol. Infatti c'è anche il cartello quando si entra in paese, Terra del Grappariol. Lei era d'accordo e quindi ci siamo fatti avanti e abbiamo deciso di rilevarlo noi. Abbiamo fatto delle modifiche perché non era esattamente così, abbiamo puntato tanto nell'impianto elettrico perché ci piaceva che fosse molto luminoso, caloroso, abbiamo puntato tanto e principalmente nella frutta e nella verdura, in un bel banco di affettati e formaggi, perché quelle sono secondo noi quelle cose che la gente in paese ha più bisogno e ha bisogno tutti i giorni. La parte più bella di questo lavoro è, come ho detto, il rapporto con le persone. Qui in paese abbiamo molte persone anziane che non hanno possibilità comunque, tranne magari il fine settimana con i figli o i nipoti, di uscire al di fuori del paese. Noi diamo anche un servizio a domicilio. Nel senso che le persone ormai sono abituate, ci telefonano, ci danno l'ordine per telefono o magari quelli un po' più sgagli su WhatsApp, o ci mandano a casa i bigliettini, noi gli prepariamo la spesa e gliela portiamo direttamente a casa.